Eder, Mek, Pallister. Tesoro, Liliana, sei sempre nel mio cuore e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che mi hai dato. È un dolore straziante, proprio non auguro a nessuno di vivere un momento così. Ti prende dentro un'angoscia, un dolore, poi magari ti addormenti, poi ti svegli la notte e senti quasi questa voce lontana di Liliana che dice: Sebastiano, portami via di qua, non è casa mia questa. E io spero di avere questo nulla osta, di poter cremare Liliana. Tu ritieni di avere delle colpe? E il fatto di non aver capito, di non aver intuito quello che può essere successo. Io certamente Liliana l'ho vista diversa negli ultimi tempi, però davo questo rilievo alla sua osteoporosi e che comunque la faceva veramente soffrire di giorno e di notte. Più di una volta tremava e qualche volta anche piangeva. È plausibile un suicidio? Io, guarda, non riconosco questo in Liliana. Era una donna che amava la vita, amava la natura, amava la musica, il teatro, la nostra vita insieme, le biciclette, i viaggi. Io ho dato a Liliana tutto quello che potevo. Perciò non posso immaginare che una donna si tolga la vita per qualche motivo. Silvia, mentre Sebastiano pensa solo alla cremazione, voi siete soddisfatti della riesumazione. L'avvocato Nicodemo l'aveva già chiesta subito dopo le prime foto che sono arrivate di Liliana, e l'aveva chiesta in quel momento. Quindi noi diciamo che usare una parola felice è brutta in questa situazione, però era quello che aspettavamo, perché era quello che aspettavamo da sempre, perché gli esami per noi non ci convincevano. E adesso, sentendolo il professor Fineschi, ci danno ragione questi esami, no? Che non ci convincevano. Non lo diciamo noi erano nostre ipotesi, per quello che possiamo capire, però adesso lo sta dicendo il professor Fineschi. Sebastiano ha tenuto sempre un comportamento lineare? Diciamo che il suo comportamento, secondo noi, poi uno mi può anche venire a dire non siamo tutti uguali, tu reagisci in un modo, io reagisco in un altro, però davanti al fatto che ti va via la moglie, non sai, non la trovi, passano i giorni, non ti dai da fare, non chiami le TV, te ne stai a casa con la copertina, eccetera, anzi ci deridi a noi che ti sproniamo a fare qualcosa, ci dici aspettiamo e mi chiamerà la questura, eccetera, eccetera. Queste cose qua a noi non sono andate giù. Nel senso che non è un comportamento da marito e matrimonio al miele come sta facendo vedere da questi 2 anni, perché io non so cosa avrei fatto, ma essendo un fotografo con tutte le foto, invece di passarle in TV a tuo piacimento, io andavo in giro per Trieste, andavo in giro per i negozi, ma c'è gente che l'ha fatto, ma non lui. Non ha chiamato la croce gli ospedali, cioè per noi questo comportamento non era anomalo. Siccome lui qui da me, quando gli ho chiesto cosa pensi sia successo, poi a un'altra domanda, ma tu pensi che abbia un amante? Lui mi ha risposto, potrebbe essere, però se ne poteva parlare. Quindi nessuno mi toglie dalla testa che lui non sapeva perché la seguiva. In molte occasioni è capitato dove Liliana stava con altre persone, quindi probabilmente l'ha seguita anche quando andava da Claudio. Questo è un momento in cui non si deve mollare. Se noi non teniamo vivo questo problema, se noi non ne parliamo, andrà a finire che anche gli altri esami magari non ci verranno consegnati come si deve. La famiglia di Liliana ha sempre puntato alla riesumazione, tu hai sempre puntato alla cremazione. Hanno vinto loro. Ma guarda, ognuno è libero di fare quello che ritiene. Familiari, comunque parliamo della sorella, della cugina, certamente hanno hanno titolo per chiedere queste cose. Certamente io sono da un'altra parte, comunque quello che ha vissuto 32 anni con lei, però
per la ricerca della verità dobbiamo rispettare un po' quelle che sono le esigenze. Io spero dopo, quando tutto sia finito, di avere il permesso, nulla osta per la cremazione di Liliana, era questo che lei voleva. Secondo tutti Liliana voleva cambiare vita, ma non cambiare nel senso di uccidersi, ma di andare a vivere con Claudio Sterpin. Guarda, tocchi un tasto dolente, nel senso che abbiamo persone che dicono queste cose qua, però di prove, non dico enormi, una provina così, capisci, detta da queste persone. Forse loro si sono sempre amati, si sono sempre voluti bene, sono sempre rimasti vicini. Lei ha continuato a frequentare Claudio perché era un amico, perché si confidava, perché stavano insieme, avevano i loro momenti. Questo l'ho saputo dopo, naturalmente. E per me all'inizio è stato uno shock molto, molto, molto forte. Però adesso ho capito e rispetto anche il signor Claudio. C'era un'agenda nel cassetto, ricordi qualcosa? Assolutamente no, anche perché dei momenti Gabriella era lì da sola, perciò se lei ha qualcosa da mostrare o da far vedere o da dire, che lo dica, oppure non lo so, che stia zitta. Hai dato anche 100 versioni sul ritrovamento della fede. Io ti dico, ho già riferito questo agli inquirenti, perciò io ho tutte le 2 bustine, perché bisogna, ecco, forse l'equivoco è questo, che una parte l'ha trovata Gabriella e una parte l'ha trovata la polizia. Sono 2 bustine completamente diverse e in una ci sono le catenine, le cose della mamma, e in una c'è le cose di Liliana. Dopo chi ha trovato uno o l'altra, guarda, non chiedermelo a me, perché io ti dico non ho memoria di questo. Per quello che io ero presente, ero in casa con mia figlia, con la moglie di Sergio, con Sergio, e lui che andava dentro e fuori perché c'erano le telecamere, e tutto l'oro stava dentro nel cassetto, che quando noi l'abbiamo aperto, perché Sergio voleva portarsi a casa l'orologio d'oro perché era un suo ricordo, lui sulla porta si è messo a inveire, è diventato rosso e ha detto no, quel cassetto non si tocca, il cassetto è mio. Quando poi ho parlato con Gabriella, che è venuta in casa, mi ha detto che l'oro stava tutto sul comòdo la sera prima. Io so di un'agendina, non so se è la stessa, perché quando Sergio voleva chiamare i parenti che abbiamo anche dalle parti di Cesana e in Argentina, eccetera, e non aveva i numeri di telefono perché li aveva Liliana, teneva lei i contatti. Allora io mi sono ricordata, visto che i cellulari non si sapevano che fine avessero fatto, gli ho detto vai a casa, fatti mostrare da Sebastiano, perché so che Liliana aveva un'agentina con i numeri come si usava una volta, e forse lì troverai anche i numeri di telefono. E infatti lui ha trovato anche dei parenti del papà, di avvisarli, no? Così è stato, io so di questa agendina, non so di altre. Noi non eravamo lì per prendere gli ori, Sergio voleva solo quell'orologio, non voleva tutto il resto, ma era giusto che Sebastiano gli desse la catenina di sua mamma, se voleva tenersi la fede di Liliana. Sergio non sarebbe più entrato in quella casa perché già non ci voleva andare. Sono stata io a convincerlo a venire alle pompe funebri e andare a casa, perché Sergio non voleva metterci piede. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.